Quarta corsa dal Savio di Cesena, una prova per 4 anni di minima. Attenzionati Calamity Vets e Cocoon Club, i due più attesi, l'1 e l'11. Si va in partenza l'1 Calamity Vets Paolo Scammardella, 2 Colorado Spring Fabrizio Faedi, 3 Califfo Griff Enrico Montagna, 4 Ines Duberil Nicola Salacone, 5 Cyrano Rab Tommaso Gambino, 6 Sherimin Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, in seconda fila 7 Camaro S Antonio Di Nardo, 8 Cefalo Jet Gennaro Mitrano, 9 Cielo degli Ulivi Benedetto Marigliano, 10 Castro Valch Davide D'Antoni, 11 Cocoon Club Natale Cintura. L'allenamento è completo e la macchina li lascia con molto veloce Ines Duberil che va al comando mentre sbaglia Cyrano Rab. È partita molto forte dall'esterno Cocoon Club che cerca di progredire ma trova l'opposizione al suo interno di Califfo Griff e anche del 10 di Castro Valch, mentre secondo alla corda è Calamity Vets che precede Camaro AS. I primi 200 metri di corsa se ne vanno in 15,3. Rimane al comando Ines Duberil, all'esterno prova ad attaccare Califfo Griff mentre sbaglia Calamity Vets. In seconda pariglia esterna c'è Castro Valch, mentre cerca posto in seconda posizione, lo trova Califfo Griff, che così lascia all'esterno Castro Valch in seconda pariglia esterna, quindi Cocoon Club. Ines Duberil in vantaggio, c'è stato 30 per i primi 400 metri e 45,8 per i primi 6. Muove in terza ruota ora Cocoon Club che aggira Castro Valch e si porta a diretto contatto dei primi. Ines Duberil sempre in evidenza. All'esterno prova la progressione Cocoon Club mentre sbaglia Califfo Griff che era secondo allo steccato. Il mezzo miglio se n'è andato con una frazione in 36 in 1 minuto e 6 decimi. E il primo chilometro passa ora in 1:16,2. Ines Duberil in vantaggio con Cocoon Club che è sceso nella sua scia. In terza posizione Camaro AS, in quarta Cielo degli Ulivi, poi via via gli altri con una frazione importante di là. 14,8 Ines Duberil scappa. Cocoon Club cerca di andargli dietro, poi ancora Camaro AS a metà della piegata conclusiva. Ines Duberil deve stringere i denti. Cocoon Club che prova a riaccostarsi per spostare all'ingresso in retta arrivo, c'è 15,3 per la piegata conclusiva. Ines Duberil è in vantaggio, si volta indietro Nicola Salacone che controlla le offensive che in realtà neanche ci sono perché nessuno ha la forza di spostarle dalla schiena. Ines Duberil in cost to cost facile al secondo posto, Cocoon Club al terzo Camaro AS. Il 4 di Ines Duberil, la figlia di Roland Di Ripré, interpretata e allenata da Nicola Salacone per la proprietà dell'azienda agricola Santa Rosa di Sebastiano Ciraso. La vittoria in percorso di testa di Ines Duberil che nel finale controlla in maniera facile, sembrava riavvicinarsi con Cocoon Club sull'ultima curva, è ripartita facile però la leader. Al secondo l'11, al terzo 7, 4-11-7, l'ordine arrivo molto probabile della quarta corsa dal Savio di Cesena.